Quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come sapete, imperversa in questo ultimo scorcio d'estate un dibattito che sembra veramente figlio di un colpo di calore sulla rinuncia della sinistra continentale, ma sempre per scimmiottamento della sinistra d'oltreoceano, perché la moda l'ha lanciata Alexandra Ocasio-Cortez, che è una sacerdotessa del woke e ha detto che no, però con il woke abbiamo esagerato, e quindi a cascata tutti gli imitatori nostrani di sinistra, da Giuseppe Conte a Chiara Valerio, che è l'intellettuale di riferimento dello schleinismo, e che peraltro era una ultra wokista estremista, ora stanno fingendo di diciamo amplificare quella che è già la finzione di Ocasio-Cortez, cioè gli ultra del wokismo vorrebbero convincerci che si lasceranno alle spalle il woke e la sinistra mondiale archivia il woke. Questo è il dibattito anche un po' noioso nella bolla. Nella realtà vediamo cosa fa per esempio la sinistra francese, che sapete molti hanno indicato come la nuova frontiera, no, della sinistra di inizio millennio, la France Insoumise di Mélenchon, che ha archiviato il vecchio socialismo attardato e anacronistico. Ebbene, all'università estiva della France Insoumise, nei pressi della città di Valence, in questi giorni si è avanzata una proposta, come vedete, molto ragionevole e calata nella realtà: l'abolizione del reato di apologia di terrorismo, perché discriminerebbe gli arabi. Quindi una motivazione che è un capolavoro di wokismo e di masochismo filo-islamista, no? Perché sì, in effetti, diciamo, anche noi tendiamo a credere che ci siano più denunce per apologia del terrorismo su cittadini o immigrati arabi piuttosto che su normanni da 22 generazioni. Questa è la cronaca però del nostro continente, non è il razzismo, no? E invece questa tavola rotonda organizzata dall'eurodeputata Rima Hassan, che guarda caso è anche indagata per apologia del terrorismo, quindi ha un lievissimo conflitto di interessi, ha avuto come ospiti Salah Hamouri, avvocato ed ex membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Ovviamente si sono lanciati in ultra condanne per Israele, addirittura questo professor Hamouri ha sostenuto che bisognerebbe arrestare i soldati franco-israeliani che prestano servizio nell'esercito israeliano, e poi è arrivato il punto vero della tavola rotonda: la richiesta di abrogare il reato di apologia del terrorismo, sostenendo che limita la libertà d'espressione e colpisca in modo sproporzionato attivisti, oppositori politici e minoranze, in particolare gli arabi e i neri. Sì, purtroppo ha una conta, evidentemente non sono i bretoni quelli più colpiti dal reato di apologia del terrorismo, ma sono gli arabi, le persone di colore, gli immigrati, le seconde generazioni. Questa è la cronaca, una sinistra lucida direbbe: questa è la cronaca, questo è il rischio esistenziale che corre la Francia e il continente, cioè quello di vedere snaturata la propria identità, compreso quelle libertà laiche repubblicane della Francia, a cui in teoria la sinistra dovrebbe essere affezionata. Invece fanno esattamente il contrario: togliamo il reato di apologia del terrorismo, perché mica possiamo prendercela con questi poveri arabi che la praticano, no? E quindi un capolavoro di masochismo, di collateralismo, peraltro in un paese dove, come hanno detto i servizi segreti francesi, non un portavoce del Rassemblement National, esiste da tempo in atto una strategia di islamizzazione capillare della società, finanziata dalla Fratellanza Musulmana, che mira a sovvertire nei fatti l'ordinamento democratico della Repubblica, usando il margine d'azione, la libertà garantita dalla democrazia. Poi all'altro ci sono stati in Francia episodi invece di terrorismo islamista espliciti. Il Bataclan su tutti è un paese che è stato martoriato dal terrorismo islamista, quindi un paese dove c'è una strategia di islamizzazione diffusa, lo dicono i servizi, non Radio Libertà, e storicamente martoriato da atti di terrorismo selvaggio, Charlie Hebdo, Bataclan, eccetera. Che posizione prende la sinistra di questo paese? Togliamo il reato di apologia del terrorismo.
Capite che non è più scollamento dalla realtà, è remare per una ben precisa realtà che è il cambiamento culturale, la sostituzione culturale. Non è un problema etnico che è una banalità e se non una semplificazione grezza, è un problema culturale. Costoro remano per la trasformazione culturale della Francia e dell'Europa, come aveva capito a suo tempo Michel Houellebecq, un altro a cui le anime belle hanno dato del razzista. Possiamo dire che i razzisti sono loro, nel senso che odiano la loro stessa cultura. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio